Una buona sera. Siamo tornati a Pontebba perché alla Donadelli lo avevamo promesso in occasione della manifestazione FenArt in pieno mese di luglio, perché Pontebba ha molto da raccontare e da raccontare dal punto di vista storico, la Grande Guerra. Avevamo solo sfiorato il museo, ma poi c'è anche il parco tematico. Siamo fuori all'esterno del municipio di Pontebba, alle nostre spalle ma poi vedrà che la Donadelli mi correggerà, la zona del Calvario, dove c'era stato il saluto appunto della comunità con una scultura proprio in fieno, e questo è uno dei risultati che tra l'altro avevamo ripreso. Era una delle prime squadre che realizzavano, se non ricordo male erano croati, che realizzavano appunto le sculture in fieno. Avevamo conosciuto un po' più da vicino anche Iulia Artico. Allora vorrei cominciare con i cittadini, che sono la nostra linfa vitale. Dove va in bici lei? Io ho consegnato le carte in comune e adesso torno a casa. Avete sentito? Ha consegnato le carte. Lei non è austriaca? Sono austriaca, però ormai abito da 10 anni a Pontebba. A Pontafel. Pontafel? Pontafel. Senta, ma che carte ha consegnato, se posso farmi un attimo gli affari suoi? Allora, abbiamo un bellissimo centro estivo, Estate in Vallata si chiama, e oggi ho consegnato le carte in comune. Perfetto. Adesso lei riprende? Abita lontano da qua? No, 2-3 minuti. Allora, proprio me la deve costruire tutta. Per i nostri telespettatori dello schermo, me la spari pure in austriaco. Se continuate a vederci, perché Pontebba ha molto da offrire. Also, Pontebba ist wirklich wunderschön. Ich fühle mich dort zu Hause und diese Stadt, diese kleine Stadt, ich lerne die immer mehr zu schätzen. Und ich fühle mich wirklich schon wieder heim da. Danke. Vecchio paese di confine. Dankeschön, è l'unica cosa che so, signora. Anche perché, gliel'ho chiesto prima, lei che cosa fa nella vita? Io insegno il tedesco in una scuola a Tarvisio, in una scuola elementare e anche materna, perché siamo un paese di confine e vogliamo far conoscere ai bambini le nostre lingue, sia il tedesco che il sloveno. Ed è bello vedere i bambini come rispondono a quell'incastro delle lingue che noi proponiamo. Bellissimo, guardi, proprio lei ha incarnato quello che speravo mi dicesse, quindi il fatto, la bellezza appunto della diversità, no? Del multilinguismo. Multilinguismo, sì, lo proviamo a far conoscere anche ai bambini. Qual è la risposta? I bambini apprendono volentieri? Ai bambini apprendono molto volentieri, hanno una gioia e una facilità che mi sorprende quasi ogni giorno. Sono delle spugne. Sono come delle spugne, sì. Sì. Signora, grazie e buona giornata. Grazie, altrettanto. Auf Wiedersehen. Grazie, la signora sale in bicicletta e raggiunge la sua abitazione. C'è la Donadelli, perché no Donadelli, no trasmissione a Pontebba. Guardate, buongiorno, buonasera. Buonasera. Tutto ok? Tutto benissimo. Grazie, torneremo dall'assessore alla cultura fra poco, ma casualmente ho trovato questo signore, ho detto, oddio, Sheva è tornato. Ma non ti chiami Sheva? Buongiorno, siamo sempre qua. Eccolo qua, questo conferma. Ma senti, quante volte ti scambiano per il campione di calcio? Guarda, in passato molto, adesso un po' meno, però con i campionati, con gli europei è tornato un po' di voga, diciamo, la cosa. Sono state belle avventure, una volta ho anche mangiato gratis a Roma, scambiato per Shevchenko, ed è stata un'esperienza bellissima in cui proprio quell'autografo a Guerrino un gol, Sheva 7, ha confermato la somiglianza. Quindi tu hai tenuto sulla storia fino a quando non... Si inizia e si finisce la storia, se no è triste. Chi è questa bambina? Lei è Daphne, che però è Daphne di Sole, a caldo. Sì. Quanti anni ha Daphne? Quanti anni hai, Daphne? 2 e mezzo, fa 3 a dicembre. 2 anni. 2 anni, ecco. E invece quella signora là chi è? Quella è la mia cognata che oggi mi aiuta come babysitter per Daphne. Impegnativa Daphne? Divertente, non si dice bene, sono divertenti. Signora, venga un attimo, così diamo la buona sera. No, se no vengo io da lei. Ma che Luca, adesso vengo io da lei allora. Voi abitate a Pontebba? No, io abito a Fagagna.
È venuta qua da queste qua. Sono venuta a fare la babysitter, no? Cosa fa nella vita? E lavoro come impiegata in un'azienda. Grazie. Prego. E quindi è la zia di Daphne. Adesso io mi sposto, grazie al supporto tecnico del nostro Gian Domenico Ricci, e chiedo alla nostra Donadelli di raggiungersi davanti al comune, ma davanti a questa scultura. Salutiamo anche le persone che mantengono pulito, perché non si citano mai, ma sono importanti anche loro. Sì, soprattutto loro. In generale tutti gli impiegati, gli operai sono molto importanti per il nostro paese, i cittadini, i volontari. Qua ringraziamo tutti, abbiamo bisogno di tutti e per fortuna che ci sono. Siamo molto fortunati. Senti Arianna, allora lo Scrigno ha una dimensione regionale, noi siamo a Pontebba, ma Pontebba è conosciuta ovunque. Sì, oso il paragone, potrebbe essere paragonata a una micro Berlino, perché Berlino è conosciuta come divisione tra est e ovest e noi eravamo divisi anche noi a metà, un piccolo paesino diviso a metà che porta a un grandissimo bagaglio culturale, perché eravamo proprio il confine tra due imperi. Possiamo dire che cosa ci circonda? Abbiamo la ferrovia alle spalle del nostro Gian Domenico. Allora abbiamo la ferrovia che è storica, perché su cui transitavano le merci che andavano da Italia a Austria poi verso l'Oriente e viceversa. E poi abbiamo le nostre bellissime montagne, quindi dove eravamo partiti prima c'è il Brisiac, che è la montagna per eccellenza di Pontebba, su cui è stata installata anche una croce che si illumina grazie ai pannelli solari ed è il punto più panoramico da cui si vede proprio tutto il paese. Abbiamo il monumento Zardini ad Arturo Zardini, famoso compositore di Stellutis Alpinis, e abbiamo il nostro municipio che è stato costruito dopo la prima guerra mondiale, progettato da Valle. Ecco, perdona la mia ignoranza, perché Zardini, appunto quel monumento a Zardini proprio lì? È stato scelto, messo nei giardini costruiti di fronte al municipio, perché è il nostro personaggio forse più famoso, essendo nativo di Pontebba, componendo la famosa Stellutis Alpinis conosciuta in tutto il mondo, tradotta anche in italiano e cantata anche dai giapponesi, e ne è proprio un vanto e un orgoglio per noi, potrebbe essere quasi un inno per il nostro paese. Oggi che cosa faremo assieme? Oggi, entrando in municipio, andremo a scoprire la mostra storica della Grande Guerra Mondiale, combattuta soprattutto anche qui a Pontebba sul confine, e il parco tematico della Grande Guerra, riscoperto, mantenuto e ristrutturato dall'associazione Quelli che le montagne restituiscono. Pontebba ha avuto un grande ruolo nella Grande Guerra. Certo, perché essendo stata da sempre paese di confine, con la prima guerra mondiale è cambiata la nostra storia proprio, è stato combattuto, ma neanche proprio combattuto perché la guerra è stata combattuta in montagna. Pontebba era un paese in cui poi i soldati austriaci e italiani trovavano un minimo di normalità, perché c'erano anche tanti momenti, poi lo vedremo, di convivialità e normalità, perché i cittadini, gli abitanti dei due paesi, Pontebba e Pontafeli, si sono trovati da un giorno all'altro a essere da amici a rivali, quindi è stato difficile per chi è stato chiamato alle armi. Senti Arianna, ci eravamo tanto amati, ma ci siamo anche tanto odiati. Ma a dire il vero si sono dovuti odiare in quei 3 anni lì di guerra, perché sia prima che dopo la guerra mondiale ci sono stati matrimoni tra i due paesi, ci sono stati scambi culturali, c'erano scambi di prodotti, di lavori. Diciamo che le due parti del paese sono sempre state abbastanza comunicanti. Ci sono tutte delle storielle che parlano di contrabbando, facevano partire dei barili col cibo o con altri beni di consumo e li facevano partire da una parte del paese attraverso il fiume e li recuperavano con delle corde dall'altra parte, c'era proprio uno scambio. E poi la famosa festa Sagra Mercato che noi festeggiamo l'8 di settembre è un ricordo. Quest'anno siamo alla 679esima, se non erro, edizione. È stato
Ed erano dei giorni, a cavallo della Madonna di settembre, in cui veniva istituito il libero mercato dal patriarca di Aquileia, per cui si aprivano i confini e c'era lo scambio libero delle merci senza i dazi doganali. Allora, vedete che facevo prima accenno a Fenart. Questa è una scultura, non vorrei sbagliarmi, o della Repubblica Ceca o della Croazia. Repubblica Ceca, mi ricordavo che c'era il progetto, non mi ricordavo se c'era appunto il nostro Giando mi dice che abbiamo ancora 2 minutini, quindi chiuderemo qui con un saluto ad una persona. E lì invece ci sono le api firmate da Giulia Artico. C'era lei vicino appunto al famoso ponte che un tempo divideva 2 popoli e di fatto adesso li unisce. Allora io vorrei chiudere questa prima frazione dello scrigno, la Donadelli sarà al mio fianco per tutta la trasmissione, con un messaggio di un certo Giovanni Lazzarini di Bertiolo. Il figlio Donato ci ha fatto arrivare un messaggio di questo papà che, se non ricordo male, è sulla novantina, e quindi vi lasciamo a questo messaggio e andiamo serenamente in pubblicità. Ed eccoci qui. Allora, diciamo che il mio obiettivo era quello di far cantare la Donadelli, ma spero abbia altre qualità, perché dal volto non è molto incentivata a cantare e di fatto a accompagnare quella sporca mezza dozzina che ho avuto il piacere di incontrare durante, nelle settimane scorse, la manifestazione Baite Aperte in Val Bartolo. Straordinaria esperienza, 6,5 km in salita, ma non tanto, quindi devo dire che per uno che non ha un grande fisico come il sottoscritto ce l'ho fatta, quindi può farcela chiunque. E col mio telefonino ho ripreso alcuni brani, ci sono degli spezzoni di quella sporca mezza dozzina. Quindi cominciamo questa seconda parte di questa trasmissione che trasmettiamo da Pontebba con quella sporca mezza dozzina. Che a un biglietto, quattro ingressi, un cavaletto devo parcheggiare.
Ed eccoci al rientro dopo le note della sporca mezza dozzina. Siamo a Pontebba, un saluto sempre a Gian Domenico Ricci che è qui con me. Saluto Giuliano Rui che di fatto è potremmo definirlo un appassionato, un estimatore di storia pontebbana. Siamo davanti a una casa che per lei ha un grande valore. Esatto, sì, è la casa dove nacque mio nonno, Arturo Zardini, e diciamo che ci abitò anche fino poi alla fine, fino alla morte, diciamo. E sì, mio nonno appunto ha vissuto tutto, aveva tra l'altro la madre tedesca, diciamo, chiamata tedesca. Avevano l'osteria qui dove è adesso il CRAI, c'era l'osteria al Ponte, prima al Mugnaio, perché il cognome e il soprannome era Molinar, tra l'altro. E aveva questa osteria, la madre, qua dentro, dietro le mie spalle, avevano i cavalli e mio bisnonno ed era un costruttore di mulini, cioè delle farie in friulano, no? Ecco, questa era la loro famiglia, era una famiglia, insomma, non poverissima, stava abbastanza bene, però calati all'epoca. E diciamo, quindi lui ha vissuto qua in questa parte italiana, ha sempre vissuto anche con gli amici, anche diciamo, coi coetanei o amici austriaci di Pontafel, e ci sarebbero, sì, dico, un sacco di aneddoti. So solo che comunque c'era una specie di rivalità, si tiravano i sassi da una rosta all'altra facendo danni soprattutto i nostri alla gendarmeria di là. Poi magari i genitori davano una bella sculacciata sia da una parte che dall'altra, finiva lì. Comunque c'è sempre stata questa rivalità, però mai c'è sempre stata anche amicizia. Una cosa che li accomunava era friulano, quindi questo è il Zardini, nasce e vive in questo periodo. Dicevo, la madre era una Gortani, però nata cittadina austriaca di Malborghetto, quindi diciamo che aveva anche delle radici austriache, però diciamo lui era italiano a tutti i sensi. Senta Rui, come passava le giornate Zardini? Ma da ragazzino, come tutti quanti, andavano, sì, all'epoca andavano a giocare su insieme alla villa, qua la villa, andava con gli altri, andava a giocare e faceva tutte le cose che fanno i bambini, accompagnava magari qualche turista, perché qua, dicevo, aveva il locale, qualche villeggiante lo portava su, magari faceva la guida. Poi invece crescendo ha cominciato a frequentare la banda. Lì ha trovato un maestro, il Kolbe, che era un veneziano, e viveva qua, ha cominciato appunto a avvicinarsi alla musica. Poi dopo si è praticamente arruolato nell'esercito nel 1888, è rientrato, si è arruolato nell'esercito e lì c'è stato fino al 1902. Poi diciamo torna qua e trova la situazione sempre uguale, diciamo. Senta, come ha cambiato volto Pontebba? Prima, quindi anteguerra, e poi? Diciamo, prima della guerra era di là, era tutto, l'Austria di là era molto, almeno a detta di mia madre, e loro insomma diceva che di là andavano di là a comprare i dolci, cioè c'erano bei negozi, tutto bello in ordine, tutto quanto, c'era la dogana lì sul ponte, i nostri gendarmi che controllavano, diciamo, la gente, però diciamo di là era tutto bello in ordine tutto. Mentre di qua anche, diciamo, alla sua maniera, c'era praticamente gli italiani, noi andavamo di là a berci la birra
e loro venivano qua a bere il bicchiere. Poi c'erano le ragazze di loro che magari venivano di qua ed erano corteggiate dai nostri. Senta lui, noi adesso ci spostiamo, ci siamo guardati io e Gian Domenico, quindi proprio per agevolarlo, così andiamo verso, venga da questa parte. Questa è una fontana che è lì da sempre? Questa qua è, secondo, non esiste nulla di certo, però io in base al ragionamento e tutto reputo che sia stata costruita attorno al 1700 dai veneziani, perché i tubi che portavano, ci sono dei posti che erano saltati fuori, dei tubi diciamo dell'acqua fatti in coccio che erano sicuramente veneziani, quindi questa riviene intorno al 1700, è stata messa, è stata costruita, no? E poi andiamo verso il famoso ponte che sovrasta un corso d'acqua. ecco, esatto, che sovrasta il torrente Pontebana, quello che in teoria dovrebbe aver dato il nome a Pontebba, sì, però sono tutte ipotesi, cioè che da lì sia nato fuori, anche se è venuto fuori il nome Pontebba. Ecco, senta, qui c'è ancora la traccia di un passaggio del Giro d'Italia, maggio 2013, ma quello era un albergo che è rimasto così tale quale. Sì, diciamo che addirittura questo, ci sono foto anteguerra bellissime, lì fuori c'erano le signore vestite con quei vestiti, era un albergo diciamo, un albergo molto quotato, e dopo, durante la guerra del 15 ci sono le foto dove si vedono tutti, lo si vede, proprio bel bucato tutto quanto. Adesso se loro togliessero questo del Giro d'Italia salterebbero fuori che siamo a quei livelli. È ancora... Sì, non i buchi di quella volta, no, perché ha funzionato fino agli anni, fino al terremoto. È stato come si dice, sì, c'era un bar sotto, come albergo, sì, funzionava un po' meno, però diciamo quello è il più vecchio di Pontebba. Senta Rui, salire sul ponte che vediamo veramente a pochi metri, che emozioni le provoca? Ma adesso, essendo nato qua, non ci penso. Ovviamente se ci penso che sto andando in Austria, cioè vecchia Austria, allora potrebbe essere una sensazione di quasi di dispiacere, dico, perché diciamo qua, passato la linea del confine, c'era come dicevo prima, c'era un popolo di quelli pontafelesi, diciamo, che erano sì austriaci, però parlavano in friulano anche loro, è la cosa che li accomunava, e quindi c'era tutto un altro mondo praticamente che non era il nostro, quindi automaticamente mi sarebbe piaciuto vederlo com'era all'epoca. E senta, e qua c'è ancora Zardini? Sì, beh, chiaramente Stellutis, questa è sempre lui, ma non solo di Zardini, anche nelle altre, chiamiamo tettoiette, come si può chiamarle, ci sono altre villotte di mio nonno. Tra l'altro quando nel 69 volevano c'era il centenario della nascita, tra i vari progetti, anzi nel 67 un po' prima, c'era anche quello di mettere delle formelle sul genere nel ponte. Mi permettano, visto che lei quest'area la conosce molto bene, venendo qui abbiamo visto tanti ponti, tanti modi per collegare, quindi eravamo tanto divisi ma cercavamo comunque l'unione. Ma sì, era molto collegato, c'è stato solo un breve periodo, no, breve, non so se sono state, non mi ricordo adesso quante decine d'anni, ma non tantissime, attorno al 1700-1800, che non ci sono stati matrimoni misti, perché normalmente c'erano matrimoni misti. Tanta gente anche di friulani che erano qua, si sono sposati, sì, c'era Alberti che era insomma, molto conosciuto, tra l'altro era un direttore di dogana, ma poi anche è stato, come si può dire, uno scrittore, è stato compositore, questo qua era anche lui sposato, ma non solo lui. Ho altri parenti, avevo da parte di mio nonno, sempre Zardini, sposati sempre con donne di qua. Quindi c'era Ma quindi scusi, i matrimoni misti per un periodo sono stati vietati? Sì, perché adesso non mi ricordo che periodo, c'era un periodo di guerre, quindi, ma non tanto per la guerra in se stessa, per la propaganda politica dell'epoca probabilmente, non mi ricordo adesso onestamente.
se era 1700 e rotti o di preciso. Senta, io vorrei concludere qui questa parte, questo ha un elevato valore simbolico. Certo, questo è appunto, erano proprio le colonne di confine. Per dire il vero, sì, qua tra l'altro c'era, speravo che prima o dopo l'avessero, o spero ma non credo, che venga ricostruita, c'era il posto di controllo, chiamiamolo così, di controllo, me lo ricordo perché io ero ragazzo ancora, anche abbastanza cresciuto, e che c'era ancora questa costruzione. E lì e di là ce n'era un'altra, ma era una garita più che altro quasi. E questo è molto, sì, questi sono i ricordi. Chiaramente ormai è tutto passato, però ti lascia un po' di malinconia, ecco, diciamo. Rui, grazie perché tanto lei non ci abbandona, perché adesso ci spostiamo nella zona del museo. Vorrei chiudere con questa immagine che il nostro Gian Domenico sa catturare e quindi vedete, quest'acqua dove va? Questa qua arriva fino a vista, la vediamo laggiù in fondo, là scorre il fiume più grosso, cioè il fiume, questo torre è Fella. Volevo dire ancora una cosa, qua c'era, dove è il Tiglio lì, grosso modo, quell'albero lì, c'era il monumento a Franz Josef nel 1908. Francesco Giuseppe, tra l'altro ci sono anche cartoline, fotografie, ed è rimasto lì fino al 21. Dopo ho trovato su un Patria del Friuli, mi pare che dice il diario di una giornata fatta a Pontebba dalla Filologica, e dice che sono arrivati qua e hanno visto le macerie che arrivavano le occhiaie vuote della statua Francesco Giuseppe. Quella lì ho fatto ricerche, per esempio, ci tenevo a dirlo, non si sa che fine ha fatto, non era una statua vera e propria, era una piramide con delle formelle in bronzo, e probabilmente è finita lì. Finita in acqua. E penso che l'abbiamo buttata via. No, ho fatto ricerca con i rientrati quella volta nel 15, ma nessuno voleva più ricordarsi. Andiamo in pubblicità e ci rivediamo al museo. Ed eccoci qui, come anticipato prima della pausa pubblicitaria, Arianna Donadelli, l'assessore alla cultura per il comune di Pontebba, stiamo per entrare a sinistra, dove troveremo? Troveremo il Museo della Grande Guerra di Pontebba, che è curato dall'associazione Quello che le montagne restituiscono. Sono al momento 2 sale e poi speriamo di trovare un luogo idoneo per poter allargare, perché c'è veramente molto materiale raccolto sulle nostre montagne che poi hanno portato qua. Che cosa si trova? Si trovano reperti della Prima Guerra Mondiale, tutti ritrovati sulle nostre montagne, in particolare al parco tematico che poi andrete a visitare. E ci sono 2 sale, una è una parte più civile in cui si trovano scatolette, lattine, borracce e poi piatti. Magari fatevi raccontare da loro la storia di un particolare piatto. Chi troviamo? Troviamo Simone Del Negro, che è il presidente dell'associazione Quelli che le montagne restituiscono, Giuliano Rui, che avete già visto, e altri volontari che in particolare accompagnano i gruppi poi anche al parco tematico. Arianna, noi entriamo allora. Adesso entriamo con Gian Domenico, grazie per il supporto tecnico. Vedete c'è questa sorta di anticamera che salutiamo anche l'uomo della polizia, il comandante Giando, eccolo qua, l'abbiamo visto. Buon lavoro comandante, buon lavoro. Quindi noi entriamo da questa parte e troviamo Del Negro. Se il buon Del Negro è d'accordo, io cederei volentieri il microfono e tu devi ipotizzare di avere tutti i nostri, speriamo tantissimi telespettatori che dicono: ma Del Negro qua dentro cosa c'è? Poi magari mi inserisco e ti faccio qualche domanda. La prima te la faccio già. Quello che le montagne restituiscono, ma quanto restituiscono le montagne? Le montagne hanno restituito migliaia di oggetti, reperti provenienti proprio dalle montagne circostanti, che sono stati esposti in una quindicina di bacheche nelle 2 sale del piano terra del municipio. Questi sono reperti della Prima Guerra? Tutto quanto è della Prima Guerra Mondiale, tranne un oggetto, che poi in caso si può spiegare perché. Ecco. La Donadelli prima mi ha parlato di un piatto. Sì. È proprio quello l'oggetto? No, questo è proprio un piatto della Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro sono 2.
sono diventati 2, che sono stati trovati in 2 montagne diverse, a qualche chilometro di distanza, e sono piatti recuperati dalle pattuglie italiane, che scendevano nel paese abbandonato. La popolazione ha dovuto abbandonare il paese in fretta e furia e tutto quello che c'era al suo interno, nelle case, è stato recuperato dai soldati che per esigenza scendevano tra le case, recuperavano per poi riportare in prima linea. Allora io ti cedo il microfono, quindi fai solo attenzione a Giando, che quando ti alzerà il ditino vuol dire che dovrai dire dobbiamo andare in pubblicità, ma ci sarò anch'io. Allora, non so, i piatti sono qui dietro. Questi sono i 2 piatti dell'albergo International di Pontebba. Questo albergo era stato distrutto durante la guerra dalle artiglierie austriache e sono stati recuperati da noi e restaurati. Questo albergo era stato inaugurato nel 1912 e nel 1915 è stato totalmente distrutto. Ironia della sorte, nello stesso luogo adesso è stato costruito il municipio, al suo interno c'è il museo, quindi dopo 100 anni i piatti sono ritornati nel luogo originale. Tutti i piatti, e non solo, cosa succedeva in quel periodo? Appunto che si pensa, cioè i nostri vecchi gli era stato detto che erano stati gli austriaci a portar via, a bruciare, eccetera, eccetera. In realtà non è così. Sia da una parte che dall'altra, i militari, che erano squadra prima linea, non c'era nessuno, portavano, ci sono foto che portano su nelle loro trincee, nelle loro baracche, dalle sedie per bruciare, dalla carta per bruciare, infatti è sparito Pontebba tutto, e così anche qua si portati via i piatti, diciamo, però se li portavano su in trincea e loro avevano carta bianca. Qua voglio sfatare il discorso, come mio nonno stesso diceva, ha fatto una poesia che dice che alla fine il succo in friulano dice che il grande dolore di una madre che in guerra perde un figlio, ma di Pontebba ancora di più perché l'hanno trattata così, e poi dice i croati, brutta genia, i croati inteso come slavi, truppe slave, in questo modo ci hanno trattato, voglio dire, ecco, però non è reale il discorso, perché quando anche nel 17 sono arrivati avevamo bombardamenti da sud, da Donia che ha distrutto la parte nord del paese e Pontafel. Gli austriaci per contro sparavano la parte sud, da via Roma in giù, quindi ecco, diciamo, per quanto riguarda il resto, insomma, ci sono prove, ci sono stati militari, ma per necessità a prendere tutto. Già il giorno dopo, che non era ancora scoppiata, il 22 maggio è stato l'ultimo giorno degli ultimi pontebani, il 23 c'è testimonianza del parroco di allora che dice che già si notizie che avevano forzato i portoni. Del Negro, in questo momento Gian Domenico che cosa sta riprendendo? Sta riprendendo una teca dedicata alla sartoria e ha appena ripreso anche una parte dedicata al fumo, al tempo e al tempo libero, perché i soldati, oltre a combattere, nei momenti di pausa, diciamo, trascorrevano il loro tempo giocando, come abbiamo visto precedentemente, a bocce, a biglie, a dama, fumando. La parte proprio del fumo è dedicata quasi interamente alla parte austriaca, si possono osservare delle pipe in ceramica e delle pipe in terracotta, dette anche chioggiotte, che sono più italiane. Abbiamo anche una tabacchiera particolare con un'ancora, che è una tabacchiera di un marinaio austriaco, perché in cima a queste montagne c'erano anche dei cannoni d'artiglieria smontati da delle navi austriache e rimontati in cima alle montagne con personale della marina austriaca. Ecco, dobbiamo dire che questa parte, ci sono due sale, queste sono di fatto i viveri, no? Sì, qui abbiamo esposto 2 teche con scatolette alimentari italiane, abbiamo 2 mensole dedicate all'olio, 2 al pomodoro e tutto il resto è dedicato ai salumi, alle alici, agli affettati. Abbiamo anche prosciutto di San Daniele, mortadella e antipasti misti. C'era l'usanza di realizzare queste scatolette come ad esempio antipasto Savoia, antipasto Napoleone, con all'interno alici, carne, olive, tutto mescolato. È da notare che non c'è nessuna parte tecnica, né la scadenza, né il contenuto in alcuni casi.
né codici particolari, allergeni, non c'è niente ovviamente, questo è stato realizzato successivamente. Del Negro, visto che fai il cuoco, approfittiamo anche dell'occasione per dirlo, noi non c'eravamo, ma la qualità di questo cibo? C'è in particolare della documentazione relativa a una fabbrica, la Torrigiani di Sesto Fiorentino, che era una delle aziende, sì, in basso, una delle aziende incaricate proprio dall'esercito per la distribuzione di questi cibi, e dove ci sono i soldati proprio che raccontano di questi alimenti di un cattivo gusto che venivano mescolati a carne, allungati con pomodoro, con acqua, e quindi il cibo veniva consegnato tramite casse di cottura. Al suo interno il cibo continuava a cucinare, a rimanere caldo anche per 24 ore, quindi possiamo immaginare come poteva arrivare al fronte. Infatti il soldato italiano aveva in dotazione il cucchiaio, non aveva la forchetta, quindi possiamo immaginare anche il tipo di alimenti che consumava. Senti, doveva bastare, doveva piacere, non c'era... E gli austriaci invece pativano di più la fame, avevano prevalentemente goulash e sardine, perché il loro mare era controllato dagli italiani e le sardine arrivavano, quindi anche tutto il resto, arrivava attraverso la Norvegia tramite la Germania alleata. Ecco, in cima a queste vetrine ci sono le gavette. Esatto, queste sono gavette italiane con relativo gavettino, e a destra ci sono anche le gavette da alpino, che sono doppie di razione, perché si dice che l'alpino, se situato in quote più alte, aveva bisogno di una doppia razione di chilocalorie. Non la sapevo. E così, altri dicono che invece un alpino doveva portare la legna per i 2 soldati e l'altro portava il cibo. Quindi quasi un principio di reciprocità, no? Sì, sì, sì. Senti, ed erano numerate? Sì, sono dei numeri. Allora, le prime gavette avevano il nome e cognome. Poi queste gavette invece hanno la matricola che corrisponde proprio alla dotazione individuale del soldato. Queste gavette sono pre-belliche, sono del periodo prima della guerra, che poi sono state distribuite fino a esaurimento anche durante la Prima Guerra Mondiale. Poi sono state prodotte senza la targhetta. Queste sono parte della divise? No, queste sono piastrine di Piastrine e questi bottoni? Queste sono coccarde da berretta austriache con il monogramma dell'imperatore Franz Josef I, o imperatore. Ci sono dei bottoni da artigliere austriaco con i cannoni e le palle di cannone nella parte bassa, e poi abbiamo le piastrine di riconoscimento. La numero 36 in particolare è il foglio che era contenuto nell'astuccio metallico, che è stato ritrovato durante i lavori di manutenzione e ripristino del parco tematico. È di un soldato del 37° reggimento di nazionalità rumena, e siamo riusciti anche pian piano a ritrovare dei documenti tramite l'Archivio di Stato di Vienna, un documento di ricovero presso l'ospedale di nascita del soldato, che è stato ferito nel 1918 nella zona del Monte Grappa. Senti, ci si scaldava come si poteva, vero? Sì, questa ad esempio è una stufa pieghevole austriaca ed era in dotazione proprio all'esercito austriaco. Sì. Poi abbiamo esposto anche delle stufe civili che venivano utilizzate molto spesso dai soldati italiani al fronte. Poi venivano realizzate anche con lamiere, con latte, come in questo caso possiamo vedere, ne sono nell'altra stanza, dei lumi o delle lanterne realizzate con le scatolette, o con un bossolo di 91 di fucile con la miccia. Senti, non si buttava via niente del Negro? Assolutamente no. Adesso ci spostiamo nell'altra sala, nella seconda sala, che è legata agli oggetti più militari. Ecco, senti, e questa bandiera così vissuta? Questa bandiera ci è stata donata dal nostro socio, ha sventolato parecchio, ed è civile. La bandiera militare aveva la corona sopra lo stemma sabaudo che è appesa lassù. E passiamo alla seconda stanza. Qui invece vedo più elmetti, più armi. Esatto. Qui abbiamo suddiviso le teche in equipaggiamenti, quindi parti più militari del periodo. Abbiamo una teca dedicata alle armi,
In alto abbiamo esposto anche degli elmetti italiani di produzione francese e berretti cappelli d'alpino. Che materiale veniva usato per quegli elmetti? È una lamiera pressata che veniva prodotta in diversi modelli. C'è il modello francese con lo stemma proprio della Repubblica francese, poi è stato venduto all'esercito italiano un modello uguale senza il fregio. Poi successivamente nel 1916 gli italiani hanno iniziato a produrre il loro elmetto, sempre di produzione modello Adrian, però di produzione più veloce con un pezzo unico. Quindi non si hanno tutte le parti assemblate, è un pezzo unico con crestino e calotta, come si può vedere. Resisteva a qualsiasi tipo di cosa o no? No, non resisteva assolutamente niente, proteggeva eventualmente dai sassi che cadevano con un'esplosione di una granata nelle vicinanze, ma non riusciva a riparare, insomma, più di tanto. Poi c'è un elmo e quel pugnale. Il pugnale è un trench art, cioè arte da trincea, ed è stato realizzato con una corona di forzamento d'artiglieria, perché i soldati nel tempo libero realizzavano anche oggetti manuali, perché all'epoca erano quasi tutti artigiani contadini ed erano persone che sapevano utilizzare qualsiasi tipo di materiale. Le munizioni, penso sopra ci siano... Sì, quelle sono casse di munizioni per nastri di mitragliatrice Schwarzlose austriaca. E in parte quella struttura a cosa serviva? Quello è un bastino che è stato ritrovato in un ghiacciaio e serviva per il trasporto proprio delle casse attraverso spalla. Poi abbiamo anche i bastini in alto a destra che sono basti per mulo, per il trasporto delle munizioni del trepiede della canna della mitragliatrice italiana Fiat, modello 14. Senti, Del Negro, ma questa passione, perché si capisce che proprio ti è entrata nelle vene, chi te l'ha trasmessa? Ma me l'hanno trasmessa più di una persona, mio padre essendo guardia forestale e poi ovviamente vivendo nel luogo, perché ovunque si trova qualche testimonianza, dalla singola trincea, dalla caverna alla scheggia di granata. Allora, e ne abbiamo ancora da raccontare, ci fermiamo qui, andiamo in pausa pubblicitaria e continuiamo a parlare da Pontebba. Eccoci sempre da Pontebba, siamo sempre all'interno del museo. Arianna, noi faremo ancora una decina di minuti all'interno del museo dedicato alla Grande Guerra e poi? E poi faremo una piccola passeggiata al parco tematico della Grande Guerra, che è veramente, come si può dire, affascinante su diversi aspetti, sia per quanto riguarda un po' di movimento, sia per quanto riguarda la natura, perché è immerso nella natura, che per la storia che ha. Fa veramente riflettere il fatto che anche ragazzi giovanissimi siano stati portati sulle montagne a combattere magari contro anche i loro amici che avevano prima di Ra del Ponte. Quindi indosseremo gli scarponi, credo che faremo un pezzettino col fuoristrada e poi... Tutta a piedi da quiet. Cioè, Donadelli è una che mi stima, evidentemente. Il parco tematico comunque ha un percorso che parte dal paese, proprio dal ponte, dai cipi di confine e va verso le montagne. Non è nulla di difficile, è adatto veramente a tutti, anche ai bambini e anche a te. Grazie Donadelli, molto umana. Andiamo un'altra volta da Del Negro perché abbiamo ancora delle cose da mostrare. Abbiamo un oggetto, come dicevo prima, legato alla Seconda Guerra Mondiale. Questa è una piastrina di riconoscimento che è stata ritrovata non molto distante dal parco tematico ed è di un soldato del 1922 e miracolosamente tramite Facebook siamo riusciti a ritrovare il figlio del soldato e a settembre verrà a riprendersela, lo accompagneremo in una casermetta dove suo padre ha presidiato la zona e poi nella zona del ritrovamento. Pensate che emozione. E questo? Essendo mitragliere, il soldato aveva realizzato un ciondolo, che veniva applicato così, con un proiettile di mitragliatrice italiana Breda.
Un portafortuna. Probabilmente sì, c'era anche un coltellino serramanico ed è stato ritrovato non lontano da uno dei bunker del Vallo del Littorio dove lui presidiava la zona. Ne mostriamo una, che cos'è? Queste sono foto originali che sono state recuperate poco tempo fa e sono foto della zona del parco tematico che andremo a visitare. E grazie a queste fotografie siamo riusciti a poi realizzare e sistemare al meglio proprio tutto il parco. Dobbiamo dire che in poche ore siete riusciti anche a rintracciare il figlio, no? Certo, dopo 5 ore ero al telefono col figlio e a dire il vero lui non sapeva neanche molto della storia del passato da militare del padre e anzi gliel'abbiamo raccontata noi tramite l'Archivio di Stato di Torino che ci ha fornito il foglio matricolare, quindi tutta la storia del soldato. Quando si dice, quando la tecnologia è utile, no? Perché Facebook serve anche a delle puntini, sapete che anni che batto su questo chiodo, qui evviva Facebook. Tramite gruppi di recuperanti o gente appassionata della storia siamo riusciti proprio a ritrovare in poche ore il figlio. Senti, permettimi, come sono abituato a dire sempre quello che penso, si vede quanto sentimento metti qua dentro. C'è qualcuno che però specula su questi oggettini? Certo, ci sono tanti oggetti, adesso c'è proprio un giro economico non indifferente, proprio. C'è tanta gente che va alla ricerca di questi oggetti e in poche ore cerca di rivenderla. È tutto regolare? No, assolutamente. E quindi ragioniamoci sopra e diffidate da questi, possiamo definirli impostori, di quello che penso. Possiamo definirli in qualsiasi maniera. Lo sguardo di Del Negro parla da solo. Come parla da solo lo sguardo di quell'uomo là? Chi è? È Alessandro, diciamo, il nostro portavoce. Lui in tutte le occasioni, nelle visite guidate, è sempre presente, anche se molto spesso è all'estero, e riesce in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, anche via telefono, a essere presente. Alessandro, il cognome? Ambrosino. Allora, andiamo da Alessandro Ambrosino. Mi par di capire che non sei tanto vecchio. Beh no, sono dell'età di Simone, un anno in più. Quindi, quantificando? 29 al 9 di luglio, quindi proprio recente. Ascolta, che cosa significa fare il portavoce per quello che le montagne restituiscono? Ma più che altro, diciamo, portavoce perché aiuto Simone con le guide. È chiaro che Simone è il fulcro, diciamo, è il presidente e diciamo, io ho messo a disposizione, ma più che altro per il mio percorso di studi. Io ho studiato storia, ho studiato relazioni internazionali e mi piace molto, insomma, sono anche io un appassionato, quindi quando c'è l'occasione e se posso, molto con estremo piacere faccio le visite guidate, anche se so che non, nel senso, chi fa le visite guidate ci sono delle regole specifiche per farle, quindi qui un po' cerchiamo di farlo finché si può. Ecco, Senti, quello che le montagne restituiscono, potremmo con una provocazione dire quello che i libri non raccontano, magari lo raccontate voi? Assolutamente. Allora, il discorso che noi amiamo fare, soprattutto per quel che riguarda il parco tematico che vedremo dopo, è in un certo senso la vera e propria continuazione di quello che è questo museo, no? Il museo classico poi per modo di dire, però è questo, esporre gli oggetti, mostrarli, vederli, però c'è una parte emotiva veramente importante che aiuta tantissimo il visitatore, che è quello del toccare con mano, del percepire anche le emozioni della vita quotidiana dei soldati, e questo è quello che fa il parco tematico, cioè quello che le montagne restituiscono è anche proprio il senso di un toccare con mano quello che c'era lì. Per quello la passeggiata aiuta. Sono quelli che si chiamano oggi appunto i musei all'aperto, diciamo. È un modo di andare oltre la teca e andare a passeggiare, a capire come i soldati vivevano, come gestivano le loro giornate, cosa facevano. E questo si può fare solo sul luogo, quindi con i percorsi. Vorrei chiudere questa parte parlando di quello che non abbiamo mostrato prima. Quelli sono dei bei pezzi da museo. Beh, sì. Io sulle questioni tecniche
non sono un espertissimo, però posso dire sicuramente che sono tutte cose che rientrano all'interno di quello che si trova sulle montagne. Come spiegava Simone prima, no? È una sensazione unica proprio poter passeggiare su questi luoghi e incappare, perché alla fine quello che dicevamo anche prima sul ponte, no? È un discorso di confini. Qui a camminare ti incastri tra la trincea della Prima Guerra Mondiale, il Vallo del Littorio che menzionava prima Simone, poi la Guerra Fredda, i bunker, la Seconda Guerra Mondiale, tutto praticamente nello stesso metro quadro. Quindi è quello che le montagne restituiscono, è immenso il patrimonio. Dall'alto dei tuoi 29 anni, ti danno più soddisfazioni quando li accompagni nelle visite, i più grandi o i più piccoli? Questa è una bella domanda. Devo dire che non ho ancora avuto grandi occasioni con famiglie, con bambini, però la visita più grande che abbiamo fatto è stata poche settimane fa con addirittura 60 persone, più di 500 credo a visitare il parco. A visitare il museo, scusate. Quindi senza dubbio è stata una sfida, perlomeno per me. E a volte capita che, dipende come si crea la dinamica del gruppo, no? Se si crea coesione, ad esempio eravamo in 2 a fare questa visita, 30 io e 30 un altro membro dell'associazione, e si era creata una dinamica veramente uguale a quelle che si vedono ogni tanto nei musei a Venezia o a Roma, dove si incontrano, si scambiano le visite, quindi c'era proprio molta coesione del gruppo. Invece sabato scorso ne abbiamo avuta una più piccola con 13 persone che è andata comunque molto bene. Io devo dire che la gente si interessa, fanno domande, poi dipende proprio come si passeggia, perché più passeggi, poi magari ti fermi un momento, la gente prende fiato e racconti un aneddoto, allora a quel punto uno fa la domanda, più gente fa domande, più si crea il dialogo all'interno del gruppo e diventa bellissimo, diventa veramente emozionante poter raccontare sempre di più e più nel dettaglio. Vado un attimo dal presidente del Negro, perché l'occhio mi era caduto, non vorrei dire stupidaggini, ma questo mi dà l'aria di un antico giubbotto antiproiettili. Esatto, è uno dei primi modelli di giubbotto antiproiettile ed è una corazza Farina, una corazza italiana, e veniva utilizzata inizialmente dalle compagnie della morte, come abbiamo la Domenica del Corriere, un giornale famoso dell'epoca, con illustrazioni di Achille Beltrame. E qui si possono vedere proprio queste compagnie intente ad aprire i varchi dei reticolati del filo spinato prima dell'assalto. Ovviamente coprivano fino all'altezza dell'ombelico e non avevano protezione nella schiena. Poi questi equipaggiamenti sono stati utilizzati anche da sezioni mitragliatrici e da sezioni lanciabombe, quindi il servente della mitragliatrice molte volte era equipaggiato con questa corazza e questo elmo proprio per l'esposizione che aveva. Senti, concludendo c'è questo libricino, una sorta di diario per raccontare l'armamento. Esatto, questo è un manuale realizzato a mano da un tenente di una sezione mitragliatrici Saint-Étienne, dove racconta proprio tutto l'equipaggiamento che aveva una compagnia di mitragliatrici, quindi dal numero di barelle che poteva avere una sezione fino al numero di borracce, al numero di cannocchiali, al numero di muli e garze addirittura. È un manuale importantissimo dove c'è scritto tutto quanto. Andiamo al parco tematico. Io spero che la Donadelli sia stata di parola, ha detto che può farsela chiunque, come per dire, puoi farsela anche tu, povero Paroni. Non tiene conto che c'è anche un Gian Domenico Ricci d'annata e quindi che Dio ce la mandi buona. A tra poco. Quinta parte dello Scrigno, sono con Alessandro Ambrosino, il portavoce di un'associazione che ha un nome che mi piace sempre di più, sì. Quello che le montagne restituiscono. Allora, fra poco andremo a conoscere un po' più da vicino gli amici dell'associazione culturale Grigio Verde del Carso, ma qui c'è tanta storia. Di nuovo abbiamo quello che le montagne restituiscono. Qui siamo più o meno a metà percorso del parco tematico e questa era una caverna che appunto è visitabile, è parte del percorso, al cui interno c'erano una mitragliatrice e un obice
75-13, che è appunto delle armi più classiche, se vogliamo, della prima guerra mondiale. Fra l'altro questa zona qui, come mi stava chiedendo prima, non ha, tra virgolette, un nome, nel senso che la quota massima del parco è quota 940, che è la fine del percorso, mentre invece l'area è proprio il parco tematico dell'associazione Bombasch-Graben. Perché? Perché è il Bombasch-Graben, il rio in tedesco si chiama Bombasch, che in italiano è il bombaso, Graben è il buco, quindi è il Bombasch-Graben. Per di più l'area si chiama in friulano Gumishtis, che in tedesco viene dal tedesco Gamischen. Di nuovo torniamo a parlare di queste mescolanze tra i confini nell'area del Pontebano, che poi è quella di tutta la regione. Ecco, e tra l'altro, prima di scambiare ancora due parole con il portavoce dell'associazione, quello che le montagne restituiscono, ve lo ripeto perché vorrei tanto che andaste a visitare anche la loro pagina Facebook, quindi ci sono molte curiosità. Abbiamo incontrato veramente turisti da ogni dove, c'era un gruppo che arrivava da Parma e almeno dalla Parlata, altri dal Veneto. Vado dal vicepresidente del gruppo storico-culturale Grigio Verde, lei è il vicepresidente? Sì. Michele Corbelli. E queste creature chi sono? Allora, siamo qui presenti con 4 soci. Io che indosso l'uniforme d'aspirante gendarme austriaco, Feldgendarmerie, abbiamo un sergente maggiore, Carlo Blasini, della territoriale, col Vetterli, il fucile in dotazione alla territoriale, che era un fucile ottocentesco antecedente al modello 1891, le giberne, quelle classiche del Vetterli, le mostrine della territoriale e sul berretto il numero del suo battaglione autonomo. La territoriale era normalmente impiegata in battaglioni autonomi presidiari, dopo successivamente verranno create delle brigate di milizia territoriale. Ha le fasce molettiere come quelle che ho io, che vennero introdotte dopo i primi mesi di guerra per coprire parte del pantalone, per impedire che il pantalone si rovinasse, anche perché verranno introdotti degli scarponcini più bassi. Baionetta, tascapane con la borraccia in alluminio, modello 17. Qua sulla spalla abbiamo i salsicciotti che servivano sia per impedire che il fucile scivolasse durante le marce, sia abbiamo nel suo caso MT, milizia territoriale. Fosse stato di qualche battaglione di fanteria o alpini, ci sarebbe il numero della compagnia o del battaglione per i bersaglieri. Dietro abbiamo invece un gendarme con la sua classica gibernetta, con l'effigie imperiale, la sciabola, baionetta, il fucile più corto, in quanto i gendarmi portavano un fucile più corto. Io nel mio caso ce l'ho lungo perché sono ancora aspirante venente dall'esercito. Come avete potuto vedere, i berretti tra italiani e austriaci di forma sono abbastanza simili. I simboli sono un pochino più diversi. Abbiamo la corona sabauda per gli italiani e lo stemma imperiale per gli austriaci, nel suo caso Francesco Giuseppe, nel mio caso Carlo. La fascia della territoriale e l'uniforme che indossiamo noi due è quella che venne introdotta nel 1915, la Feldgrau, grigio campo, introdotta a causa delle grosse perdite avute sul fronte ucraino nel 14, e quindi venne introdotta questa molto più mimetica e diciamo, e come potete vedere, di colore molto simile a quella italiana. In fondo invece abbiamo il nostro Gregorio, maggiore di fanteria del 14°. Come potete vedere indossa la classica uniforme da ufficiale, i gradi sulle maniche, porta le 2 strisce di ferita di guerra, cinturone con la pistola, i gambali, gli ufficiali soprattutto di grado superiore portavano i gambali, i nastrini. Per l'uniforme un po' particolare che indossa, se vuoi dire tu qualcosa, Gregorio. Sì, diciamo... Gregorio, intanto le chiedo, portare questa divisa in luoghi simbolo della Grande Guerra ha un sapore diverso?
Certo, certo. Cioè, come diceva Michele, il nostro è un gruppo storico-culturale e ci basiamo molto sulla cultura. Una cultura oggigiorno ha un'importanza notevole perché vuole far capire ai turisti, e qui oggi ne abbiamo avuto dimostrazione, sono venuti tantissimi turisti anche nel nostro parco tematico, per esempio nella zona di Monfalcone, ci sono tantissimi turisti che vengono, che vogliono interessarsi agli avvenimenti che sono successi durante il periodo 14-18. Il turismo, quindi questo turismo culturale, è un qualcosa che non è più come il turismo, che c'era gli anni dopo della guerra, che era un turismo più che altro emotivo di coloro che venivano a visitare i luoghi e portavano magari anche le loro famiglie per vedere dove avevano combattuto. Oggi il turismo è un turismo culturale di interesse, proprio prettamente culturale, che si abbina oltretutto alla conoscenza del territorio, perché quelli che abbiamo visto oggi qui sono interessati sia alla Grande Guerra, ma sono anche degli escursionisti, quindi abbinano l'escursionismo alla cultura, quindi la conoscenza del territorio, che è oggi importantissima, valorizzare il territorio, come qui siamo in ambiente montano, ma anche sul nostro Carso è la stessa cosa, quindi la conoscenza del territorio, la cultura, e poi magari si va anche tutti quanti insieme a mangiare qualcosa e quindi assaporare anche le cose della gola, diciamo, piacevoli del territorio. Caro Carlo Blasini, che bello vederti in quota. Intanto stai bene e questa è la cosa più importante. Beh, ti ringrazio per questo inizio così auspicante. In effetti sì. Diciamo che stiamo bene, soprattutto anche in questa quota si sta molto bene, anche perché finalmente si respira un po'. Abbiamo avuto una settimana un po' afosa dalle nostre parti, qua finalmente ci siamo un po' ripresi anche come ossigeno proprio. È bello vederti perché ci conosciamo da una vita, il carnevale monfalconese, Sioranzoletto, poi c'è la festa dell'uva, cioè è un Blasini che si sa ambientare a qualsiasi altitudine. Ma diciamo che sono più che altro delle passioni queste, no? E queste cose le fai perché ti piacciono, nessuno te le impone, se dovresti farle per forza probabilmente sai pochi le farebbero, e per me la passione, diciamo, della prima guerra è sempre stata da quando ero piccolino. In effetti io faccio parte, sono il più anziano del gruppo, anzi tra l'altro ricordo che il gruppo è nato nel 2002, io sono entrato nel 2005, è nato questo gruppo proprio da 3-4 appassionati della Grande Guerra, così, che facevano un po' di collezionismo anche. Poi ci siamo messi d'impegno, abbiamo fatto riprodurre le divise su disegno degli originali proprio dalla sartoria militare, abbiamo cercato poi tutti gli accessori, certi ovviamente che non erano possibili ritrovarli originali, sono stati riprodotti e abbiamo ricostruito le divise. Ecco, io ho già in mente di fare una trasmissione magari nelle aree dove io di fatto sono nato, anche perché il Sacrario di Re di Puglia ha riaperto. Certo, finalmente dopo 3 anni il Sacrario è stato riaperto, e con gioia da parte soprattutto di turisti che venivano da lontano per visitarlo e poi lo trovavano chiuso, e per gioia anche nostra perché è un nostro punto di riferimento sicuramente. Ma ci rivedremo molto ma molto a breve. Io vorrei andare con il vicepresidente, entriamo dentro là e ci spieghi un po' come si posizionavano i militari, che cosa succedeva dove di fatto non batteva il sole. Grazie a Gian Domenico Ricci, eccoci qui all'interno di questa grotta. Questa qui è una grotta per postazione di artiglieria. Normalmente in montagna le postazioni per artiglieria venivano quasi tutte fatte in caverna. Questa qua è stata una grotta scavata principalmente con picconi e con microcariche e di dinamite. C'erano già i perforatori anche all'epoca, ma normalmente venivano impiegati su fronti maggiormente combattuti come Elisonzo. Qua invece in montagna, essendoci praticamente più che altro guerra di pattuglie, le postazioni ed artiglieria venivano fatte principalmente con picconi e microcariche.
Qui molto semplicemente c'era la postazione col cannone che veniva portato su, smontato, montato dai serventi qui e ovviamente la bocca da fuoco dava verso l'esterno. Qui i militari si sentivano protetti? Allora, qui nelle grotte, che questa qua poteva anche valere sia per questo tipo di grotte che per le grotte sul Carso, erano abbastanza protetti dai tiri ed artiglieria, senza contare che come sul fronte carsico, dove si sa che la calura in estate era uno dei principali drammi, e anche il fronte in montagna, qua la temperatura rimaneva sempre stabile sia in inverno che in estate, quindi questo offriva sia un'ottima protezione in estate che in inverno, sia appunto per l'artiglieria, per i colpi avversari, sia per il clima. Allora noi adesso usciamo da questa grotta, ci facciamo ancora un po' di salita e arriveremo dove c'è stato un allestimento molto importante. Quindi saliamo di qualche centinaio di metri e vi faremo vedere qualcosa che vi affascinerà. A tra poco. Stiamo arrivando in quello che è un allestimento tutto da visitare. Michele Kovacs, tu rappresenti? Il Consorzio Vicinale di Pontebba Nova, che è proprietario dei fondi su cui vi trovate. Questo consorzio qua, anche Nachwahrtafel, trae origini nell'anno 1000 e si è protratto fino ad oggi nella gestione forestale, boschiva, di malghe e quant'altro. Assieme a Simone, assieme ai volontari, nel 2015, quando siamo partiti a realizzare questo intervento qua, abbiamo dato in cessione questo fondo per realizzare quanto vedrete, quanto avete in parte visto, affinché si valorizzi la memoria di queste aree e si porti avanti la tradizione e la cultura di quello che è stato vissuto, quello che si è passato qua nel concetto austro-ungarico, concetto italiano, in un momento di pace e di condivisione del territorio. Quindi vi auguro un buon giro, una buona gita e magari un giorno parliamo del consorzio anche e della valle, una cosa particolare per questo territorio. Lo stato di conservazione è ottimo, Michele. Beh, noi investiamo ogni anno molto nei nostri boschi, in viabilità, in malghe, in strutture, in edifici e in mantenimento della proprietà e del patrimonio che abbiamo. Noi per statuto tutto l'utile che abbiamo lo reinvestiamo nella proprietà collettiva e questo è un esempio, diciamo, di utilizzo e valorizzazione del territorio da noi protratto. Grazie a Michele Kovacs, noi saliamo ancora, così cala la glicemia, caro Ricci. E come cala? A tra poco. Ed eccoci qui, guardati a vista dalla Aquilegia, fiore di alta montagna che potrebbe sembrare un ciclamino, e questa non è farina del mio sacco ma bensì della dottoressa Arianna Donadelli, quindi è lei che ha guardato quei fiori che di fatto costeggiano questo percorso che è stato realizzato dagli alpini, dal gruppo alpini di Rizzi, Udine, e sono con il capogruppo con un cognome che è tutto un programma, Andrea Rizzi. Questa è roba vostra? Questa è un aiuto nostro, diciamo. Abbiamo portato su quel giorno 8 cubi di legna mediante Simone e la sua associazione. E qui avete di fatto allestito questa sorta di baracche che servivano a che cosa un tempo? Come recovery, no? C'era il posto degli artiglieri e quello del centralino, del telefonista. No? Che servivano per la prima linea, insomma, sopportare. Di fatto l'accesso a quest'area l'avete migliorata voi, eravate in quanti? Ma 20, 30 anche siamo stati in varie diciamo, fasi. E l'avete inaugurato quando? Questo è inaugurato nel 2015, perché adesso passano gli anni, bisogna stare un po'... Iniziato? Nel 2013. Allora, siccome la Donadelli mi ha fatto lo scherzo, mi ha detto tranquillo, pochi passi, adesso dove dobbiamo andare, capogruppo? Ancora 5 minuti, diciamo 5 minuti, sono 5 minuti. Diciamo, fino capogruppo, sì, sono felice, capogruppo, che insomma, magari se questa è l'ultima trasmissione, di averla fatta a Pontebba e quindi sì.
Va bene. un coro alpino, quindi sì, accompagnatemi come volete voi. Comunque diciamo sempre i soliti 5 minuti. Perfetto, i 5 minuti della Donadelli, a tra poco. Eccoci, siamo arrivati alla parte finale, i saluti, perché abbiamo raggiunto il punto più alto del parco tematico della Grande Guerra, o il Bombarsgraben. Chiedo scusa a chi sa l'austriaco meglio di me, ma comunque accontentatevi. L'avevo detto prima, abbiamo incrociato una comitiva, un gruppetto che arriva da Parma. Questo signore, che tra l'altro presenta un'anomalia, definiamola così, al ginocchio destro, io ho dato il mio suggerimento e spero che lui mi ascolti, perché ha 70 anni, ha ancora molto da dire. Signore, secondo lei ha molto da dire? Moltissimo da dire. E in parmigiano, come potrebbe descrivere questa gita, visto che voi di fatto siete di stanza a Paluzza? Ma io direi che è una cosa meravigliosa e avete fatto un qualcosa di grande, perché riscoprire le fatiche che hanno fatto i nostri nonni per una guerra, vabbè, eccetera, non è stato facile secondo me. Avete avuto un impegno grandissimo e meritate veramente un elogio grande anche. Senta, lei è qui assieme a sua moglie e a questi signori? Sorella e mio cognato. Ecco, lei dice: vado in vacanza, non vado a Rimini, non vado, vado a omaggiare le aree, quindi della memoria. Sì, sono venuto qua apposta. Questo me l'aveva indicato mio nipote, che lui è socio all'ANA, anche lui, no? Giù a Parma, al CAI e all'ANA. E abbiamo trovato il numero telefonico del signor Simone, il quale mi ha dato illustrazioni, mi ha detto che era possibile farlo perché è un percorso non impegnativo, effettivamente molto bello, facile e direi bellissimo. Bellissimo perché avete, diciamo, ristrutturato com'era allora le baracche, le grotte, le varie postazioni, e ho visto anche i muretti a secco fatti molto bene, e c'è una visuale su Pontebba meravigliosa. Lei dove ha fatto il militare, l'alpino? Io sono stato nel 71 nel 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, qui a Pontebba, nella caserma Bertolotti. Orgoglioso di esserci stato, e quest'anno avevo la mira di ritornarci. Questa indicazione che mi ha fatto mio nipote, 10 e lode. 10 e lode. Allora, si curi il ginocchio? Sì, farò. Anche perché lei deve tornare a Pontebba, perché qua lei sta parlando con uno che è un mezzo cingolato, no, che con la badante. Io sono un mezzo cingolato ormai, lei non ha bisogno della badante, si cura il ginocchio e quindi può tornare a Pontebba. E senta, è Buffon che è tornato al Parma? Non faccia domande di questo genere a me. Perché, signora? No, l'umiltà non ha la sua. Benissimo, direi che non dobbiamo aggiungere altro. Pensavo, caro Buffon, di farti una cortesia. No, perfetto, quindi... Per me no. Perfetto, abbiamo confermato. Vado un attimo da quel cuoco là, dammi un menù di chi viene in montagna, magari che cosa si potrebbe mangiare in quota? Chialcions, fricco, polenta, strudel, gnocchi di susine, assolutamente, e goulash. Scusami, siccome so che ci sono almeno 10 tipi di chiarsons, l'impasto a Pontebba com'è? C'è sia dolce che salato. C'è una famiglia lo fa dolce come il frico. C'è chi lo fa con la cipolla, chi lo fa senza, chi ci mette il guanciale. Ogni famiglia, ogni vicolo ha la sua ricetta. Avete mangiato i chiarsons? No. Agitarsi, agitarsi, quindi prima di rientrare chiarsons. Potete mangiare i pontebani, quindi Valcanale, Donadelli non si distraga, Valcanale, chiarsons, e poi siccome vanno a Paluzza, l'altra Val. Dica. Di qua è Chialcions di Studena Bassa, di là è Chialsons.
Così, da una parte mi ha massacrato una con Buffon, questa con... È che la Carnia ci tiene alla differenza con noi. Anche voi dalla differenza con loro. Sì. Chi ha il Chons è di là, chi ha il Chons è di qua. Avete sentito come gratta l'aereo? Al momento cade un albero con queste vibrazioni. Bene, possiamo chiudere del Negro. Certamente. E i prossimi passaggi in quest'area di miglioramento? Andremo ad ampliare il parco tematico un po' a nord, quindi andremo a completare l'ultimo anello, apriremo la caverna che abbiamo anticipato prima e quindi sarà un percorso strutturato in 3 anelli con 3 difficoltà diverse. Bene, direi Ricci, sì carissimo, io vorrei chiudere in maniera quasi romantica, poetica, se tu si sta quasi commuovendo. Noi andiamo da quella parte, vogliamo vedere Pontebba come non l'avete mai vista. Qualche metro, forse 8, forse 10 e gustatevi questo colpo d'occhio. Adesso dovrete bere sicuramente un buon bicchiere d'acqua perché l'emozione è tanta. Grazie di cuore da parte mia e da Giandomenico Ricci, grazie all'assessore Arianna Donadelli e un saluto anche al sindaco Buzzi che non ha potuto essere presente durante questa trasmissione. Torneremo a Pontebba e come, perché qui c'è molto da raccontare, un territorio da vivere e da ammirare. Buonanotte e arrivederci.